올라서다 된대. Eccoci qua oggi. 차람 균에 망어야채 신신난게게 파소 긴디데 줌바도 주면 안 봤어다. 데 Porgo 신도게다 제르게 i miei 신예. omaggi, il mio saluto a 텐데 tutti i presenti, al 저기야. nobile 고모가 Sangha, i 뭐야. lama, i 아니 turco, i geshe, 이따시비에 선주셔야. tutti i monaci, monache, laici e laiche. Quindi 다 che tutto 된대 sia 제비로 d'auspicio. 하다 덴베 디르디 마지시야다. 덴베 디르디 마 Quindi per quanto riguarda la 시야다 trasmissione 다다다. del Muni, 고마테 del 시야로 Buddha, 하사래. 음. del maestro, dove avevamo lasciato ovviamente la 아무데 sessione 정규난데 송수. scorsa, 나는 이버들 규규난데 송수에 제발 come 휴스미다. era descritta 다 다다가서 와버티 간디질 토요하랬잖아. 규규난데 송수에 nella 제라 토요하이므래. trasmissione del 다 nord, ora siamo 규규난데 alla 숨바 trasmissione del 규규난데 송수에 sud. 제래야. 전sen소 니에 버치 찍디 듄게 풍부른 종에게 Quindi 규베르마. vi sono due punti, la trasmissione 다 파리 secondo Satasatika Kandaka, 듄레난데 듄게 questo è il 풍부사세. primo, 디나는 e 규네 i 규베르마세. 700, 드네 니버디 capitolo 기류 편진베베 700, 류와데 Dumpa 송베기 규베르마. Gyapumbo, 저제다 e poi 딘진이 샤이브레. Masangika Vinaya, che dà anche la trasmissione del sud. Quindi questi sono i due punti principali 다 che si 당무디 trovano nelle prime pagine del giorno numero 파리 9. 듄게 풍부 나노래 손바한테 가르 Innanzitutto, 슈비나. 다 듄게 풍부 nella 나노래야 지 narrazione della 꾀름 tradizione 잡고 Pali del Ma 송야바. Sangita 꾀름 Vinaya, 잡고 지기 규베르마지 송야비므래. è molto 근데 디 simile 규베르마디 al 다 lignaggio degli 정규 altri 난데기 patriarchi, ma questa trasmissione 안에 정규 speciale 난데 안에 불규 난데 디즈기 송당 난신체는 송야 말해. 대단 저요 말해. non è 송어기 규베 detto 동규 esattamente come è 단 stato 인디게야 detto 비나야 secondo o nella 트랜스미션도 trasmissione 다다다 del 듀에 nord. 동규인디 Qui si 조나 parla di 듀에 due 당바 칸의 중에 캠비 규바 Dongyun, 대야로 딘디지레바 tradizione o trasmissione di 드린 Vinaya, dei 유산다다 precettori, 빨리지 dei 외리 Kempo, coloro che 딩게 trasmettono, che 풍부사야 offrono, 까 che 까다 안에 danno i 디 규바 voti. 배나 듀에 Nella 딘제 꾸네 럽도 당와서 eh, 저게 Pali 송양게 제샤바 Tama- 단 잡아 게다 Satta 삼바샤베기 대나 Satika, 삼베기 단 잡아 디순 시송체는 시아베기나 Sattasika Kandaka, 다 쌍계기 è quello dei 끄둥이베기 700, 쌍계 questo commentario come 마 base. 송체는 쌍계는 마 송네 어느 끄둥이베기 바르기 Quindi al 에는 류에 tempo del 동규디 Buddha, fino al 디나로야 secondo 소야 concilio dei monaci, la trasmissione del Vinaya era stato 다 디나 trasmesso 류에 동규 송유 주산에 다 쌍계를 시험하 거지 와다 디나는 quando i 끄둥이베 당부 maestri, 부수 gli 등요 다 insegnanti, 당부디 cioè senza nominare 슈퍼디 ovviamente il 녀와 Buddha, 코르사 녀와 코르디 il 에는 쌍계기 primario 다 로마 닌저 referente 로지르 per questa 나와레 trasmissione è 슈퍼디 stato 집에 쇼와 Upali. 코르디 에는 우발리암 녀와 Tra 코르사 tutti i 차게로와 discepoli era 다 colui che era 류에 sublime 잉게샤베 per 다 mantenere e 당부도 다 custodire il 공샤베 Vinaya ed 세다 ha 끄도 당부 compilato 세베 la prima, 겁이야 류에 끄도 당게데 ha fatto la prima 다샤베야도다 녀와 compilazione 코르사데 del Vinaya. 차게로와 Nel primo concilio, 디르 la 난게데 persona 딘도 차리와라 che aveva 제사가다 fatto la 류에 compilazione del 토한다고 Vinaya. Ananda invece 엑시메 aveva compilato il 체메바서라데 sutra. Quindi, per 케바서라다 quanto riguarda il 페디 Vinaya, 메데메르다 questo 케슈르 specialista del Vinaya 상게 로메 나온다 콩 얘네 메데메 era molto 차리와 portato, molto 제사 colto, molto 오늘 preparato a 파리기 riguardo in 우리 듀에 termini proprio 시베 della 거기야 pratica 당부디 del 녀와 Vinaya, 코르사 della disciplina etica. 아니 이바디 Quindi nella 다사가스 trasmissione Pali, prima è Upali, il secondo è Tasaka, Dasaka forse si dice perché c'è 마신 디지 스위나 un 디시아바 accento, Dasaka. Potete guardare questo, 이바디 potrebbe essere 다사가시 utile. 숨바디 에네 Dasaka, 소나가스레체 Dasaka. 다 Terzo è 테네마티 Sonaka. 에 시가바세 아르보당 아니 몽 처음에 Sigawa, 몽골리 terzo. 아
terzo dopo Upali Mongol sempre, no? Buddhist Poi ane successivo è ta kanda Mogaliputra Tissa. Mongol Bugar ge sadre. Ah, ti geben yang me ula res la korba. Chezang Che è stato il ta principale sangi ngoro me maestro ma di chen se ne ane Ashoka, kadu niba il guru chingen ro de. principale di Kadu Ashoka. niba Al chebe tempo del tole ya secondo kongta concilio, Mongol Bugar ge sadre tindere chi paji kasa kadu quindi Mogaliputra Tissa, kadu sumba kongen samara kadu sumba kongen ta ta ju chingen ro paji tindere cha de men ro kanda dire chene kanda geben yang me e ge ta poi ula res nel la korba. terzo Tibati concilio. In ogni ngen caso, ta kadu questo niba era sumba sa yoga sa il resha ta kanda te guru chene principale di Mongol Ashoka. Bugar ge sadre so ta geben yang me Comunque, ula res insomma, ta si te sumba possono complicare le cose te parlando del secondo concilio o del terzo. Comunque, sa tene degi precisiamo ene e teniamo a mente tada che fu meden il de maestro begi duale principale son di ege Ashoka. kanda ji gyue Mogaliputra bagi shi Tissa fu il res maestro ta principale tene di... ni ba de pejin gendun Quindi, pejin be duale son be ge nella ene trasmissione del yorwa sud gendun pejin be de duale son be ge ene del gyue de Vinaya, bagi res dei ya Mahasangika, mm quindi secondo tada la trasmissione del Vinaya del gendun Mahasangika, pejin be duwa pambo sun su sun be na lo le ya Pelcempekidulwa, nel pambo sun su sun be na lo le ya ane pare che sia il nyawa khor gi 33esimo, non il terzo, kalsung come è yamare scritto. In nyawa ogni khor gi caso, in gebe khab questo duwe de ne bambo, kadu sene 33esimo forse, qua nyawa khor gi dice, yin yin na de questo yin yin yinwa fascicolo, kumbale de yin na khade nel, shane kwe jene de shane kwe jene gi quindi era nyerbe ge de stato nyerbe ge yangi mewe de nere namla o compilato sa da ta de se Upali a ti Rajgir ti e khor l'aveva gi ta affidato imam shenbu A shwe na lo Vasubandhu, poi a Madhya Antica, Shanavazin, Upagupta, poi Ashoka, al tempo di Ashoka. ah Aspettate un attimo, però. Mm, mm, mm. mm Oggi protesti, probabilmente ce ne sarebbe un quinto. ta di jungsa di gindun pejin de be ge duwa pambo sumbare yonde yorwa jungu ma Ecco, de per quanto riguarda la fonte, tene da di di sibina tene da tala gindun pejin de be duwa pambo sume na lo you le are ta Korwa. chono sana da tangbo de nyawa ko yimba de tangi bali de tumbare Quindi ane nyawa ko Upali, ge ma duwe tenpa Upali, il tensa de primo, ane yin yin vedete? sha chres La persona a yin yin cui ge ane nyawa Upali ko ge l'aveva temi nyawa ko ge shane ko trasmesso jin temi è shane ko stato jin nyerbe ge temi Vasubandhu, che l'aveva nyerbe ge dato a nyange me de Madhyantika, nere na che temi l'aveva sa dato a chres ya Shanavasin, che l'aveva dato a Upagupta, takka che mele aveva poi ya Upagupta trasmesso yin agli sha chre anziani ai wa tempi ta del re ta ga Ashoka. su chres Questo la l'ho go ripetuto, è la wa stessa su cosa be che ho zo detto sa prima. gi ane ngomba zhe zam yin gi Ecco, yin yin ovviamente ge non è na res Vasubandhu te lo yin ba nyawa khor gi ngoro ma della, tu ba ge bu z- khab della ta tesoreria dell'Abhidharma ge bu khab da o chung be samar ta Abhidharma nyawa Kosha. khor chi Era de un chi shi discepolo de chi diretto di yin bu de chi ke shi Upali. Era nato a ta Rajgir, ti je gi ba yin yin così je gi viene ba de ta nima descritto. kumbala so ba de pe je zu Dopo ta ta da pe jin de be gi chos tok be dato gi a Madhyantika, ko no? da Vasubandhu l'ha dato a chu de Madhyantika, te de trasmesso a chu do sa do Madhyantika, ti na lo il la pe jin Vinaya de be gi te de Pitaka. so do te de ji bu ji ga na cha de yo de che E zang nelle domande del re ti di Shariputra, Masangika de School, la nima scuola kumbal men che de Masangika, pe jin quindi de be te de ji bu men ro sam sam ro de shi yo si de parla probabilmente dello ta stesso jinang ki maestro, gyana ke li ya Upagupta, dewa minrawa nga ki duwa e minrawa nga nella yongde yore trasmissione in cinese vi sono duwa ben minrawa nga 5 che scuole te diverse, ya ki gyogyu nanden 5 ki diversi sungyu ji Vinaya, cha quindi. sungyu ji li ya ane tenpa nyangen li dena lo gya ha zangwi je li ya
ene ter ngaba nyerbe Quindi 100 anni dopo chungres il parinirvana del ene Buddha, khongi durante il ulu le tempo ya del quinto ene patriarca ta thang loma Upagupta, nyerbe loma nell'ultima parte della sua dharma vita, gupta ta che de pyoge aveva na fra i gyu suoi yin allievi, ce chusung n'aveva dangore uno chebe chiamato ba la ta kanda Dharmagupta, chusung am chebe ba sa la so ba tende ge loma ha ta nominato loma il ta nome shungdi nga in yores de tibetano, loma comunque nga ro tende Dharmagupta. loma nga bo tela te ge ne duwa min ra nga ro chungbre sta de she ge pa min ra ro Dharmagupta, chungche min de ge loma protettore. nga so Quindi ba ha tende ne dato diverse duwa le ba de spiegazioni she ge del pa min ra so ba ta Vinaya khonang so a da ma gri de 5 duwa tele ya discepoli khonang ga diversi. min ra nga ro chi chungbre tele ya ne duwa L'ha denga sa chiamato yores Dharmagupta 5, 다 원한 듀어 땡한테 Dharmagupta 가르네 Vinaya 시기 다 Vibhanga. 개규 나den기 숨길이 예대베 기타다 듀어 땡하사디 Le 다들 5 scuole 쉬운다 del Vinaya, nella 디샤데 trasmissione 듀어 땡하사디 cinese, ora forse li fa vedere in tibetano, penso. Questo materiale è nuovissimo. 듀어 Mm. 땡하사디 아니 대바 민저 나게 어떤 듀어 민저 나도 쉬었지 당보텔 추송 대베 Chosundepa, 추송 Dharmagupta 대베는 vuol 듀어 dire 텔다 듀어 게발라 classe 메서도 dell'insegnamento 듀어 del 게바사 Dharma, 아니 듀어 남제 del 고야 Vinaya, 세상 Vibhanga, 듀어 della 남제래 방법 쉬지도 distinzione 안 파야 del 소가라 Vinaya. 방법지 마야 소가라 Comunque, 방법지 60 fascicoli 추송 대변 듀어지 dati a Bhikkhu 아니 니바데 산제 Pratimoksha 있는 듀어 e un fascicolo 디게 a 남제래 Bhikshuni 방법지 Pratimoksha, 예지 아니 파야 un 소가라 fascicolo. 방법지 마야 Poi, 소가라 secondo 방법지 Sarvastivada, 아니 61 숨바디 fascicoli 사든 대변 del 듀어래 Vinaya 사든 대변 Bhivanga, 듀어 uno a 남제래 Bhikshu 방법지 마야지 Pratimoksha, un 파야 altro 소가라 a 방법지 마야 Bhikshuni 소가라 방법지 Pratimoksha. Il terzo, 유수 대변 듀어디 아니 타사와디 자게 Mahishasaka Vinaya 방법지 Vibhanga, 30 fascicoli a 되는 Bhikshu 가로디 Pratimoksha 1 긴두 e 펜션 uno a 대변 Bhikshu 듀어래 Pratimoksha. 디게 Poi 남제래 방법지 비슷 담지 파야 소가라 il 방법지 마야 소가라 방법지 Kasyapya Vinaya non era 간다라 stato 간다라 completamente tradotto 깨려야 in cinese. Poi 시제 Sangika 차례디 Vinaya 에 Vivanga, 대바 40 민저 fascicoli al Bhikkhu 탕아기 두어 민저 Pratimoksha, un 탕아 fascicolo alla Bhikkhuni 차산로지 딱 Pratimoksha. 갈아간섬로지 Quindi vi sono 유수 questi 대변 듀어디 말아 5 갈아간섬 diverse 차산로지 유디 요레스 Vinaya secondo le 대안다 코난즈 5 숨규리아 scuole. 되고 쉬거나 신기다 다다 Come ho 나주 detto 딱 precedentemente, 다들 정규 난데서 말하면 정규 난데 숨규리아 조 때르면 아시에 오르바 맞아 비규 난데 때르면 뒤시에 오르바 정규 ci 난데 때르면 sono 아시에 걸려야 딱 때르 5 patriarchi. 때르면 아시에 걸려야 딱 디나노 eh, 디나노 나 파바 Qualcuno ne 녀베사 nomina 7, 나로 altri 녀베사 5. 디가브리아 아니 Uno di 두어 questi è 민정 아주 그랬어야 돼 Upagupta. 기지 저레스 이나 C'erano 딩디 5 diversi 딩주버 Vinaya. Questa 딩주기 narrazione 딩주버 카세 secondo la 갈라 그랬잖아 trasmissione cinese. Molti 아니 다저버 녀베 studiosi, 걸려야 o meglio, 두바 alcuni 민정 studiosi, 나요레 ricercatori 제야디 moderni, 더디지 dicono che vi siano 두어 5 민정 나도 Vinaya durante 네 il tempo di 링서비어 버려 마도베 Upagupta. 원래 전에 두어 민정 Ma 나 충분히 effettivamente 주기 dicono 가르쳐야 erano diversi per 개발 nome 양념이야 o per 그래야 titolo, 아니 두어 민정 나 ma 충분히 요레스 effettivamente sono 대양아 저기 중국 apparsi 제라고 possibilmente 콜레나로야 durante il regno di Ashoka. 가르치면서 싸웨 Nella 개발 마제베 콜라 tradizione 녀베 della 게데베 ruota che 게데 distingue le 디시로와 와가 scritture, 디니 prima 마제베 della 콜라야 divisione in diverse 마제베 콜라데 scuole, 긴두기 Staviravada e 데시세 Mahasangika, 아 긴두기 데데 vi 데 erano 4 칸다 classi, 디사 4 충고레스 fazioni, 4 gruppi 따데 del 긴두 Sangha, 데시데 가르레슬라비나 4 deppa, 에네다 mm, 루이데 desci, 4 사지 classi, 타고게 diciamo. 데사지가 랑 Comunque, 테베 데사지가 네딩이 데시 Naga, la fazione del Naga, la 간다 fazione 긴두 dei periferici, la 리티스 nazione dei 충고레스 colti, 아니 coloro che hanno 마도 ascoltato molto, e la 벽에 털 fazione 링서비어 숑루 제라고 degli 콜레나로네 anziani, 긴두 dei 데시 디디지 Neten. Nella 뉴디 딱 가서 trasmissione 뉴르기 개발로 줘버지 tibetana, nella 세버로 줘 말아 tradizione, 네 trasmissione e 자나게 traduzione 야자 tibetana non è 세버레시아 자위 proprio 두샤베기 chiaro. 숑루 Forse è una 제라고 questione di 콜레시아비네 traduttori? 긴두 데시 세버요래 아주 벽에 나올 네데 루당 사줘봐 네데 루드 사르 원에서는 네데 사데 거라 데지레도 와 루사데 데지레도 와 마도야 네데 루드 슬럽지스타네 아니 네데 지기 민라 루사지 예사레 삼사로 드리지기 고아지 양 Pare che 드리지기 li nomini diversamente. 되겠지 말이야. Nella 네덴 사야지 tradizione 디 tibetana non è 데세노 디 쇼하로 지게업체. 드네 루사야데야 esattamente la 루이 stessa 데세스. cosa 양 긴두 circa i 쇼하 Naga, no? 아 La classe 쇼하 dei 쇼하 Naga. 데세
lui gindu deve, tenen zha lui deve. chi chi chungwa res. Comunque, Da insomma, tara shulu cheda kwebe korya comunque, nalo la da tene in gindu ki questo deshi caso pare sene che, deshi insomma, chungwa resa di omettendo nalo la questo, ya rimangono gli nyerme altri yuwa chi 4. wege chuen ziba yana ngomba ziba lamna zhigmero chuen ziba ngomba ziba tiso Poi ci tene sono tenji bi ziba detentori del tsiyo res. Dharma, Da tiso dell'Abhidharma, te ziba ina chuen ziba te ene tiso tela ba ziba ina gindu denga quindi tiso vengono sadwa. considerati Da gindu denga bo te ene tende yawa 5 chaya diverse yewa fazioni del tende yunga de Sangha. zo ji saja minzhawa le da gindu ki de sane minzhawa le yawa tang ene rang so su pyoge Forse nanga ji ti sono tiso mandawa yawa tang sviluppati da in na modo chi diverso rabu per chungre ki diverse gyang tsore ya da località miri dove si sono minzhawa yawa tende ki khenpa chungre trasmessi, no? chene ene gindu deshi E quindi, secondo le saro diverse ya zi etnie rang so locali, de ji il shungpa Sangha quindi si è ingire che c'è distinto da in di sa 4 chage gindu categorie, cheba 4 gruppi. da di na lo ne da gindu Quindi è de un'ipotesi, tabo insomma, shi che yor la chung de zu differenza shi be la di shi ti ambito na ya culturale, gindu etnico, de shi eccetera, o abbia chi be fatto chen zin ba de sì che zi vi be de fosse nga sa cha questa wa da de distinzione. nga mo de na lo ne nga ma sum bu si da sa ne Quindi da ne ka lui de le da prime ka 3 lui delle de da ma do te be de 5, sa de Naga, sum bu di ane periferica è quella dei pajin dewe colti, kuje zo cha de yor chi pajin dewe sa chung ba za we dewe ke we ka pajin dewe sa chung ba oda pajin dewe de zu ko pajin dewe za sono we dewe ke we ka considerati pajin dewe che che ming to ba de un ene materiale ne per la dewe ma scuola ke kong za we dewe Masanghika, ma ke kong le ya ane ma anche zu prima, da prima della di scissione, lui c'erano de da state queste ane kako be de da distinzioni. 망도 퇴비 되듯이 조다 가져와다 지 대수 차리고 대수 치수 아니 자외 대비 개발가로 대수 아니 가져와다 배집이 되면서 도 차이 버렸어 다음에 상마 니부티 가르쳐 내대비 대바도 천지비 대사더라 내대비 대바도 천지비 대 Ah, ecco, 니부티 quello di 아니 치 Upagupta 자외 era i 대비 detentori 개발가 del 내대비 Dharma, la 대바 quinta, però 대사다 qualcuno ne ha 자외 대바 마게 considerati 공래야 마게 3, 공래 altri 요하다 대수 4. 근데 Comunque, 마게 insomma, 공래 요비미티 prima 내대비 della 대 사례로 scissione 치 아니 치 originale, 고도 가지고 dello 대비 scisma 치 originale, 차도와 아 근데 Staviravada 몽골에서 근데 제제 시기 와다 따지난 Sarvastivada, 디즈콜이야 diventata shulu cheda tale, kwe no? folio nana Quindi shebe questo gindu de shi sa da tizu ko di jema di deba jobge kizu shebe kawliya shu chodu diri mamu wa shu ni sare ndona ngondo quando shube ki nella yuwa tradizione della denga su duwa dana distinzione ke ju shebe delle yuwa denga scritture. su duwa di nalo ne Circa gindu 5 pechin Vinaya, debe yuwa chigu nalo tradotti le ya ene in gindu tibetano, de shi sa scusate, in cinese, si parla dana di ke ju shebe lignaggio dei yuwa denga voti, le della nalo di su trasmissione dei shebe voti, chigu nella nalo sebe so nyawa kwa ne che che ane Masangika sono presenti neden nella kapche trasmissione neden cinese. ki nyanghe me ko neden ti sola ba dewe te ba te ba sungwa Upali Upagupta, ta pejin trasmesso, de ben duwa le ta she kana paje yue trasmesso ne ge duwa ta del ta de de Vinaya ben duwa ta agli anziani ta ti zu na presenti lo al le ya tempo di Ashoka, abbiamo dewe detto dum prima, no? gyun kan yin se ba sungwa Quindi, ta yin chi su ji tamje yue ne ge dewe dum gyun ri quindi sa so nessuna di ta queste scuole, insomma, de pare che yong de yo de ti sama chi su chi chiariscano ba o gyun ba si duwa korana na sung sha ba se ba chiariscono sung sha ba yo rispetto a queste 다 가서 diverse 되기네 versioni. 본 뒤에 dumgyu지야 열어봐 뒤에 dumgyun sanan자도 다저 킹규 수업실에도 와 킹규 Ecco, 찌야사도 in tibetano si considera il 닝규세야다 lignaggio 킹규세야다 dei voti, 안규세야도 dei 되게 숨어도 와 Kempo, degli abati, no? 대수이네야 Che trasmettono 치수 i 직샤 voti, quindi si 차디오라 parla del 자도 Vinaya 되게 minore, 시탐지 유네게 superiore, 듀와 코랑 나로래야 medio o 아니 inferiore, 듀와디 superiore e medio, 상계 글로마 찌기 간데스 때 che non 그래서 si 세버 숨어 trovano 버봐 nella Sarvastivada. 근데 인류산에 다 배그 dumgyun 디수이네야 E 다 non è 듀와 dichiaratamente 코랑나 로레 송야베 spletato 인류산 다 딩기 quale 마부치 시에마 호체 봐 o 따이네 chi ha 가서 trasmesso a chi. 코나 제과 직 가려 알았으나 빼나 년소고 domba shuwe kabriya 년소고 domba chiwa ta genong domba Quando chiwa si parla dei voti genong della domba piena de khangla ordinazione tene del kigres Sangha, del Bhikkhu, khangla tene kigres la da dove indu deriva? ta Da te dove 년소고 domba arriva? genong domba de Da dove gindu sorge? le kigre ma to de gindu L'ordinazione del sane to chokwa Bhikkhu ma khasa sorge dal Sangha genong e il shi ye che Sangha ya è gindu il chokwa ba gruppo. 제가 chokba gindu
tsokpa tili kikira matade, Quindi kansa sono hami chiru tili 4 kikira mare sungwa. individui di Sangha che fanno, Tene quindi yu non da una sola gundu ngoma di persona, ci kari devono kikira essere almeno kagongi 4 gindu monaci di per su dare i tani voti kikira yore matade, dell'ordinazione tenpo kikira completa. mare. Quindi Tena dall'insieme gilong del matagul chungsa Sangha ina, gilong presente malaya, durante gilong la gomba trasmissione tili dei precetti, anche sablaya, per quanto riguarda i voti maya delle gindu, bhikshuni, quando nyoka tamba mazabe, paya gindu vengono duwa, trasmessi tada ma o viene nye gindu trasmessa duwa. l'ordinazione dei bhikshuni, Dan vi è nige bisogno gindu gu di yore ina ya tau, bhikkhu domba e tobe bhikkhuni, kabya, entrambi devono essere ta presenti. pala dine E togu yore, quando ta si mala ricevono i dine togu yore, ta voti, yana, nigala dine togu yore, geje che sia dei te yundu bhikkhu o sare, ane bhikkhuni, paya gindu konala dine domba togu re sa chigi, allora reji yore ba. i Tende yundu, voti sono ricevuti ngone chane solo ge dal Sangha gindu di dei chane bhikkhu. chung tsi gwe Bisogna ina, precisare tsu questo. kagongi gindu di sui ni, tel E kagongi da yore, kempo sui dove den ta questa yore. trasmissione, Da traduzione ina del ya, Vinaya? chi su da, kempo se ade Trasmissione yin del pa che ba, Vinaya kempo non kempo se ade viene yin solo pa che, dal campo, kempo se ade de, dall'abate, ko dal rabdu chung ni, precettore, tala ma chakar du ko, tabu rabdu dall'insieme del chung, Sangha. rabdu chung ni rwa, te dabu yang ge rabdu kempo re dwa. Rabdu chung Quindi, sa re je, da da sa yu shan chung marwa, te dabu yang ro, dabu yang ge de kempo re dwa. Che za ane, kempo du yu nyen pa che, ke chimbo cha di ye ba yin ge quindi sa, quando si di prende ju il shi ba de, Rabjun, chi su zu, kempo poi yu va ba te ba sa ma do de, custodito, kempo yu ba te le si ya, riceve yung yu ba shi dall'abate, ge zi ma xiang ba ma poi do de per ne, l'ordinazione ci da, vuole kar shu chi, ka gong ge la gindu presenza di del yin yu Sangha, sa re ba dicevamo. de, te le ya da zhi xin yin shi ra, yo ma rwa. Den yu sa ne, da kan da, ma zui, pe be gi, pe yu na de na lo, dum yun se Quindi ma de, occorre che ci sia ane insomma chi una su zu, correttezza dei voti, kenpo il kan yu lignaggio dei gyuba te ya rwa voti chi, kenpo intatti, yu no? gyuba kan yin te ya rwa chi re dwa, dine zhi shi. Quindi Deyan si tu chani nomina ken kwa in zhire no certi sabdo casi tang. il lignaggio dei Da so sa Kempo, dine dei di precettori o jele degli ya abati. shuya di kare sana. Da Dopo vorrei lo parlare a zhang questo yuwa yin keba punto shuya dire. la differenza tra la trasmissione del sud e del nord. Lo zhang yuwa yin keba. Da lo zhang yuwa yin keba shebe ka le ya da. Tada tere Allora, guwa ka le quando ya. parliamo di questa Ane kata chengyu na de differenziazione, sungda. trasmissione del Ane Dharma pyu na nel de nord sungda. dell'India Sungda. e del Tenzo sud yinpa dell'India, de chiusa sungda. parentesi, Shu shibre. Da sham le ya. Lo zhang ovviamente yuwa yin pali o tibetana, possiamo sungda yin anche tuzu dubi distinguerle in yubi shimbu tali che di sane kundu divisioni, kema no? gar gar yondi yore slabi na Se facciamo da una shirang le kema ma do ricerca, yor da di quello gar che si è to she yor ba trasmesso di a di di Ceylon, shane Sri gu ge na Lanka, sambu da shane gu ge wa i gi ni ba testi sa pali, che eccetera, niwa de documenti, yang yin gi ula su yin sa che ane sumba de nima gumba che eh, ane shiba de nima gumba nga ge da da jong nga ge sa wata to si nima gumba nga ge da da jong nga ge da nima gumba le chue ne yondi yore quindi, teta secondo la trasmissione del 내가 딱 니마 공부 nord, che ha a che vedere anche 시야지 공부 돈 con 줘야 될 la 수도 와. trasmissione in Cina, no? Quindi vi è la trasmissione nel lignaggio dei patriarchi di Makashapa, 다 Nanda, 로장 유번이 Shanavazi, 개와 시베 Nupagupta, 걸려야. che era il principale maestro di Ashoka. E nella 가자. trasmissione del 다 sud, che 불균한데 송발라 tracciano il 유사다. lignaggio del 싱글라 Vinaya 시르랑게 Pitaka, 그 송다조 시르랑게 rispetto 송다. invece a quella del 대야기 nord, 빨리 이게 이탈리아 대비 남배 송럽다. quindi 다는 che riguarda 정균난데 ovviamente il sud, riguarda 루산에 la 다 trasmissione dei testi 여기 in Pali, Sri Lanka, 가서 eccetera, e 갸나기 quella 돌리에 del 되베 이 nord, 지단 정균난데는 가장 쉽은 시 갸나기 돌리에 되베 이서다 베베 nella 기 돌리에 되베 traduzione, 이서 trasmissione e 미장기나 traduzione 딘렌드 nelle lingue 되베 del nord, 다 no? 상서 시르치는 시비나 아 정균난데 슬랍주산에 조 갸나기 Tradizione 돌리에 in tibetano, in 숨럽듯이 cinese, 안에 비균난데 ma 슬랍주사 베게 돌리에 possiamo 되베 anche 숨럽듯이 말을 differenziarli. 쳐도와 Principalmente quella del 안가래다 nord e 로장 soprattutto 유원이 quella 미규의 in 팀비 Cina. 차야래 미팀비 차야래 그래서 Poi si 나중에 parla anche di quella tibetana come 펜저 구도 trasmissione, 시무를 però 챘는데 vi 어째 뺨 sono 시무를 이해 돼버려 드시려 봐. punti 다 di 되나 당고 congiunzione fra 리시비나 queste di queste due trasmissioni? Pare di no. 리시비래. Quindi avevo già accennato a questo riguardo, quindi prima aveva rinominato quello che erano i 다 정균난데 detentori 조 della 때려 숨고도와. trasmissione del 때려 sud del 때려 지게 Vinapitaka, 되게 Upali, 되게 Vidasaka, 되고 Sonaka, Siggawa 때려 e 굳이 체 Mogaliputta 유산에 Tessa, 당부 che era 유산 sempre 당부 il 뭐 그거로 principale
maestro di Ashoka. Quindi Quindi ripete, trasmissione del nord, ma Kashyapa Nanda Shanavasin Upagupta, il principale insegnante del re Ashoka. Questa è principalmente la tradizione, la trasmissione in Cina. Ci sono diversi sutra. Ashoka Avadana e Ashoka Sutra, nella tradizione e trasmissione e traduzione in cinese. E poi, quando si parla di patriarchi nella tradizione del sud, si parla di detentori del Vinaya Pitaka, quindi Upali, Dasaka, Sonaka, Segawa, Mogaliputra Tissa, anch'esso uno dei principali del re Ashoka. Ecco, qui dice il principale maestro di Ashoka, da una parte dice Upagupta, dall'altra dice Mogaliputra Tissa, non corrispondono. Quindi vi sono delle differenze. Quindi vi sono delle differenze, Shanakavasin e Sambutta Shanakavasin, rispetto alla trasmissione del nord, Shanakavasin o Shanavasin, nella trasmissione del Dharma, sempre stiamo parlando, del nord e del sud, pare che vi siano delle differenze. Ci sono delle connessioni. Sambutta Shanavasin nomina o Sanavasin. Sambutta Sanavasin. Yuna Sambutta Sanavasin. Quando questo essere, questo anziano con questo nome era vivente, 100 anni dopo il Paranirvana, durante il secondo concilio, ed era anche uno degli 8 famosi o più famosi anziani del tempo, ed era rispetto alla rappresentanza dell'Ovest, pare che asseriscano che abbia vissuto fino a 120 anni, quindi a lungo. Questo Yona Sambutta Sanavasin. Poi Shanakavasin, secondo la tradizione del nord, il nome è simile, Sanavasin e Sambutta Sanavasin. In Pali si dice Sambutta Sanavasin, nel nord invece, nella trasmissione del nord, Sanavasin. Quindi c'è questa aggiunta nella trasmissione del sud, però insomma pare che sia la stessa persona, perché pare che corrispondano anche i tempi, e quindi rispetto allo status pare che corrisponda insomma anche la stessa persona, nella stessa condizione, insomma. Shanakavasin della trasmissione del nord e Shanakavasin, l'anziano del secondo concilio, pare che sia la stessa persona. Quindi viene nominato un po' diversamente, però pare che sia sempre lui. 100 anni dopo il paranirvana del Buddha, i principali anziani erano parecchi del Sangha, rappresentanti Sarvagami, e principali che rappresentavano il Sangha, allora erano Sabbakami come rappresentante dell'Est, poi anche arrivata Iona Sambhuta Syanavasin come rappresentanti dell'Ovest. Quindi questi anziani vengono, quindi Sabbakami dell'Est e arrivata Iona Sambhuta Syanavasin dell'Ovest.
però erano comunque riveriti come anziani nel lignaggio di Silon. In certi casi non vengono considerati come patriarchi, ma come precettori, cioè lignaggio di maestri che hanno trasmesso i voti, Kempo, no? Vinaya, lignaggio del Vinaya. Nella tradizione del sud si parla di trasmissione o tradizione del lignaggio. E Shanakavadin era uno degli allievi di Ananda, che invece aveva dato la trasmissione del Sutra Pitaka. Quindi aveva mantenuto il lignaggio, custodito il lignaggio degli insegnamenti del Dharma. E quindi Shanakavasi non è incluso nella tradizione del sud o nella trasmissione del sud dei detentori del Vinaya, perché lui aveva trasmesso i sutra, gli insegnamenti. Anche in questo caso, appunto, si nomina la, la guida spirituale principale del re Ashoka. Allora, qual era questo benedetto primario insegnante del re Ashoka, visto che ci sono diverse versioni, perché vi sono tradizioni diverse nelle 7.2, qualcuno dice Upagupta, e nella trasmissione del nord dice Upagupta, nella trasmissione del sud Mogaliputta Tissa. Vi ricordate? Quindi pare che entrambi siano stati invitati in modo simile. Li aveva invitati inviando una imbarcazione, perché ci sono dei luoghi dove ci si muoveva solo in barca, no? Quindi aveva inviato Mogaliputra Tissa da Urumanda, questo luogo probabilmente chiamato così, che pare che fosse la residenza di Upagupta, secondo l'altra trasmissione. Comunque Upagupta è stato invitato dalla Ganga, la residenza di Mogaliputta Tissa. Quindi pare che insomma i nomi dei luoghi dove abitavano ognuno dei due, Mogaliputta Tissa e Upagupta, alla fine siano molto simili. Insomma, i nomi sono molto simili, quindi pare che siano connessi questi due, no? La storia quindi è molto anziana, molto antica, quindi molti secoli sono passati, quindi risalire a queste informazioni. Allora, Mogaliputta Tissa e Upagupta, sud e nord, questi due del lignaggio, sono la stessa persona o no? Perché entrambi sono descritti come principali maestri di Ashoka. Probabilmente entrambi hanno avuto influenza su Re Ashoka, su cui non piove, su questo non ci piove. Quindi queste ipotesi pare che tengano. Quando il re Ashoka era giovane, Ditika, questo patriarca, era appena passato, questo patriarca di Tika, vi ricordate? E Ashoka Upagupta e Tika, insomma, pare che non avessero relazione materanatta, asserisce
diversamente, che il guru di Ashoka era Mikyasha, nel secondo concilio Yasha. Yasha Simbali, qualcosa del genere. La trasmissione del Pali pare che abbia avuto una vita molto lunga, mi sembra 120, e quindi cercava un supporto, aveva invitato molti anziani a Vasciala e quindi aveva, come dire, fatto gli inviti per il concilio Yasha. Era egli stesso, secondo quello che dice Taranatha, diventato egli stesso guru di Ashoka. Nella trasmissione del tibetana e del nord, insomma, ci sono diverse considerazioni a questo proposito. Questo per quanto riguarda il guru principale di Ashoka. Insomma, questo perché vorremmo magari far combaciare, no? Queste trasmissioni, ma non combaciano. Madhyantika, Ashoka Vadana. Quindi parla dell'ultimo insegnante di Ananda, prima di morire, lo mandò in Kashmir ed era stato invitato appunto ad andare in Kashmir per trasmettere il Dharma ed egli andò, sottomise i Naga maligni e diffuse l'insegnamento e poi anche diffuse anche la piantagione di zafferano, di curcum, di modo da potersi sostentare. Quindi Madhyantika era il discepolo finale di Ananda, quindi ha diffuso, mandato da Ananda, 100 anni dopo la paranirvana del Buddha, e quindi ha trasmesso il Dharma, ha sottomesso i naga negativi e ha provveduto a far sì che imparassero il sostentamento coltivando lo zafferano, i fiori di zafferano. Quindi, però, poi nella storia del Sri Lanka, durante il tempo del re Ashoka, Mogaliputta Tissa viene indicato come maestro principale di Ashoka e pare che ehm, abbia trasmesso a 9 grandi acciaria che aveva trasmesso insegnamenti in 9 diverse zone, fra cui Madhyantika, che era stato mandato, che aveva mandato i 5 bhikkhu a Kashmir e Gandhara. Per i suoi poteri miracolosi era stato mandato in Kashmir per poter sottomettere i Naga e per poter trasmettere il Sutra Asivisopama Sutta. Asivisopama Sutta. In entrambe queste trasmissioni, Madhyantika ha trasmesso insegnamenti, ha sottomesso i Naga. Quindi, da questo punto di vista, per quanto riguarda il ruolo di Madhyantika, insomma, combaciano le informazioni. Ma forse allora si parla della stessa persona, non diverse persone, ma la stessa persona, pare, no? Nella trasmissione del nord e del sud, Madhyantika era l'ultimo discepolo di Ananda, no? Nella trasmissione del nord dice così. E pare che fosse un contemporaneo di Upagupta. Ma Upagupta, secondo la trasmissione del nord, era anche contemporaneo di Ashoka ed era il suo principale maestro. E infatti, grazie al potere miracoloso, l'aveva, come dire,
sottomesso, disciplinato, educato, insomma l'aveva convinto. E quindi ora ricordiamoci appunto che se non ci sono 5 bhikkhu, 4 o 5 bhikkhu, qua dice 5, insomma non c'è il sangha, quindi non c'è trasmissione di ordinazione. Questa è la trasmissione del singalese o di Sri Lanka o del Sud, no? Quindi effettivamente questa trasmissione dei bhikkhu, dei voti dei bhikkhu è fondamentale, altrimenti non c'è sta sangha. Mm. Ora, per quanto riguarda quello che penso io, dice il Karmapa, per quanto riguarda Mula Sarvastivada e i punti minori del Vinaya, cosa dice in questo testo l'Untren Zeppa? Quando era pronto a passare Ananda nel bel mezzo del Gange, c'era un problema fra due re, quello di Vaishali e quello di Magadha, di un conflitto. Quindi nel nord Vaishali, per evitare che questi due re confliggessero, Ananda decise di trapassare nel bel mezzo del fiume Gange, non da una parte né dall'altra, praticamente probabilmente una parte era di Vaishali, quell'altra di Magadha, per cui per non farli confliggere ha detto io sto nel mezzo, punto, e muoio nel mezzo fra di voi, nessuno mi possiede, chiusa parentesi. Quindi in quell'occasione vi furono ben 6 terremoti, ben 6 volte, comunque insomma un grande earthquake, un grande terremoto con 6 scosse probabilmente. Comunque, prima di passare, qualcuno dice c'è stato un piccolo terremoto. Quindi gli anziani dicevano, ecco, andando per passare, ci sono stati i terremoti o il terremoto, quindi segni descritti appunto che annunciano la... Quindi c'era un saggio con 500 allievi che avevano poteri miracolosi e si sono subito presentati attorno probabilmente ad Ananda mentre stava trapassando. Un saggio nel senso un rishi, no? Un rishi. E Ananda era lì nel mezzo del Gange, per cui insomma... Quindi galleggiava come un'isola, no? Normale. Chiusa parentesi. Quindi c'erano questi 500 allievi che erano accorsi, diciamo, quindi aveva ripetuto poi le parole dell'ordinazione per la prima volta quando Ananda aveva dato l'ordinazione in quel contesto, poco prima di morire, praticamente prima recitazione gli allievi avevano ricevuto o ottenuto lo stato di coloro che non ritornano, cioè avanti, poco prima dello stato di Arate. Poi alla terza recitazione, all'ultima recitazione, avevano ottenuto il risultato di Arata. Quindi nel mezzo del Gange avevano ottenuto l'ordinazione lì, nel mezzo del fiume, nel bel mezzo del fiume, nel mezzo della giornata. Comunque insomma, Madhyantika in sanscrito vuol dire un po' così, in entrambi i casi può essere tradotto Madhyantika dal sanscrito. 500 nel mezzo del fiume o del fiume, mezzo di Madhyantika nel mezzo del fiume o giorno. E
e il lama era chiamato il Grande 다 Madhyantaka. 가가래 고소 대야 러브도 중 녀버저 점점 마세베 다좀be 고마톱 드리셰베 다좀be Quindi 고마톱 l'ultima 드리셰베사네 persona 아니 su 고소 Baddha, 군도 che era l'ultima 가르치면서나 persona che 아니 aveva 상계 ricevuto 양년에 마데 l'ordinazione 강리야 군도 prima del 교람상세 parinirvana del 지미디바 Buddha. 무디바 람상세아티 아니 군주니야 자체 Ecco, ovviamente 녀버도 non è 러브 tollerabile per chi 중에도 riceve i 상계 러브 precetti che il 중에도 로메 suo 타마도도 precettore, il suo 군도 abate, 교람상세 차도 trapassi, no? 다나 Quindi 신도 aveva deciso 교람상디 di 상계 lasciare 공부 마저 il 거다 상계 mondo, 공부 di 너도 trapassare il 공부 nirvana 너도 prima 아니 다 lui, 배우면도 근데 딩에 prima del 마도 Buddha su Baddha. 양년에 Quindi no, non 마도 posso 예세베 tollerare 군도 di vedere 교람상디 il 상계 mio 공부 마저 maestro, il 콜라 mio Kempo, 고라 il mio 양년에 가서 abate. 다른 신세계는 가서 이네야 Quindi era 다 passato 전부 prima del 군거 Buddha, 테라한테 aveva 공부 lasciato il 저도 corpo prima 되는데 del 예 Buddha. 답해서 말했더니 키 공부 마저 Ecco, 콜라 quindi 다 공부 ecco, a questo 저도 punto 양년에 dissero 가는 i discepoli di 근데 Ananda, ecco, 세제 passiamo 좋았더니 noi prima, 아니 대래야 군거 가르쳐 놓고 eh, 어 perché non 누구만 sopportiamo che il nostro 테라 abate ci 테라 lasci, 딱 quindi no, non 공부서 va bene. 대나도도 딱 시선 쉬는 시소는 저 말했어 가래에서나 아니 상계 No, 유순 심벌을 땜바 땜베스 no, no, 땜바 non va 땜이네 bene che 근데 voi, 저 그랬어 perché 유순 심벌이 나래야 땜바 땜네 aveva, 딱 공부 저 그랬어 방아 공부 저 quindi, 그래 no, perché il 드리드 Buddha 내 era 땜바디 passato, 프랑게데 aveva trasmesso Mahakashapa, Mahakashapa l'ha 숨도 trasmesso a 그랬어 me, quindi io vi trasmetto a 바바도 voi, 상계 voi dovete 현면되게 custodire i miei 카시 insegnamenti, non dovete 유이게 passare, non 카시 dovete 유이게 룸바디 trapassare nel nirvana, dovete 니네네 mantenere, 게냐코 콜라 custodire, 말했어 tener vivi i miei 아니 insegnamenti. 따라 시탐지 Quindi aveva 그런말인데 fatto la profezia 요걸 che 웅친도 avrebbero 말로 trovato 디시 tutte le 세버시도 와 necessità, le cose 딩기디나 rilevanti, i luoghi, il 세버시도 posto, le circostanze, insomma, per poter 장강주도 stare 세르도 근데 가서 comodamente 카시 유래 a 내내게 냐코 trasmettere, 콜라 말인데사네 imparare, trasmettere il 상계 Dharma 유야도 in 춤 Kashmir. 되게 Nella 드리드 trasmissione e 가르치다디 traduzione in cinese, 아니 롱도 siccome 말했어 대잠도 마서비 non 양양 è 상계 facile, 가르 롱도 ora 말했어 pare che in 상계 quel 영 tempo il 행 Kashmir 양년에 영성 fosse 다는 una 롬 bella 잠레베 걸레야 terra 냐벌 idonea per 롱도사 poter 링고레스 sostentarsi e trovare tutte le condizioni. 대개는 Quindi il Buddha 상계 aveva 때마다 predetto 카시유도 che 타워스나 cent'anni dopo il 누구레스 suo parinirvana 롱도인데 un bhikkhu chiamato 드리기는 Madhyantika sarebbe 아니 apparso, avrebbe diffuso gli 토뚱게 insegnamenti nel 그 Kashmir, 교란 게 있어 그 땜발은 죽을 Kachikiyul, 죄서 e tutti i suoi figli 그 dovete, 땜발은 죽을 죄서 아니 quindi 디 figli, 니모 공부 지지 disse, 공골로마디 dovete 다나 지시를 portarlo 니치 agli insegnamenti. Tutti 근데 다 risposero, lo 롱친세기 바로 faremo. 숭단 대시샤 Quindi, 샤베기나 예 삼나다 니모 공부성이 quindi il 응아치니 Buddha 유고래 소리치 diede i compiti, no? 응아치니 가르사는 찌디 Quindi pare che vi sia stato un 군거 Madhyantika 군다 대게 precedente e uno 로마르 주베 찌디 successivo. 니모 공부 찌당 찌디 카지유에 Il 땜바 primo 댕기가 딱 니모 era 공부를 allievo di 리드 사고 Ananda, 가르쳐도 김생 quando 가르에서 Ananda 말이야 stava passando, 정규 난댕기 e poi 숨주래야 quello che ha trasmesso il Dharma in 숨주래가 군주 난댕기 Kashmir. 숨주 Qualcuno 있어마로서가 dice così, 다른 나라에게 che era 다춘주도 contemporaneo di 숨주 Ashoka nella 군거 trasmissione 어디 di 상기 양에는 내 Taranatta, 사회잖아요 군거 여기 때봐 secondo la 로마 trasmissione 직장을 del 왔잖아 nord. 로딱 숨주다 Ananda 십주도다 aveva 카지다 preservato gli 카지 insegnamenti 숨주 per 30-40 anni 마타 숨주시 circa, e 딱 야다지 십주도 지내셔 qualcuno 내 dice 십주도 almeno 때문에 그냥 30, 그래 송도 alcune fonti dicono 대대인데 40, circa 군거 양에는 40 제 깔이야 anni in cui Ananda 콜라 aveva 내라 봐 custodito gli insegnamenti. 상계 Quindi 양에는 되는 il trapasso 롱주마도 di 누구래 Ananda deve essere al massimo 50 anni 디텔레야 dopo il Buddha, 군거 여기 니모 dopo il 공부를 trapasso 상계 del Buddha, dopo il 롱딘 parinirvana 디스토베 del Buddha, al 깔이야 massimo 50 상계 anni 다 dopo. 용수 양에는 되는 롱 잘려베 깔라 Quindi, 근데 개롱 quando 니모 공부해야지 용거레스 되게 Ananda 가지 trasmise a 땜바 타워 Madhyantika la 제거를 profezia del 했어 Buddha, disse: il 근데 Buddha ha 제라 predetto che 상계 100 anni 양에는 되는 dopo il suo 로 parinirvana 잘려베 un bhikkhu 깔이야 chiamato 개롱 니모 Madhyantika 공부해야지 sarebbe apparso e 딱 diffonderà 마음바는 gli 누비는 insegnamenti in 마음 Kashmir. 누인 거 Questo 로 indica che 잘려베 깔 되게 용거레스 certamente, 세버 cen- 송도와 quindi non sarebbe apparso subito, ma 100 anni dopo il mio 다는 parinirvana 신기 aveva predetto il Buddha, 대래 no? 나 부처지 그 Così 땜발은 questo 주고 죄시 bhikkhu 제제 chiamato Madhyantika devi portarlo 딱 negli insegnamenti, 공 aveva 따라 detto il Buddha 군거리 ad 럽도 중만 Ananda. 타베게 로마 럽도 중에 로마 E 타마 니모 quindi 공부함 l'allievo a cui 쓰여베까리야 aveva 다디 교란기 trasmesso 디 Ananda, 마음발에 결론 che aveva 니모 공부성이 trasmesso 교란가 럽도 중에 세라 l'ordinazione, 야사 근데 송도와 디 숨버 정도 aveva 마세베기 dato 가서 il 군거 로마 탐 Rabjun, per 로메 탐버 ultimo era 주베끼니까 Madhyantika, 대신도 기호시 걔네 슈도와 aveva fatto fare questa 딱 디시 promessa.
템발은 죽버 죄시 e ha 대학 promesso di 대다지 farlo, di seguire. 대외는 부주의 대템발은 죽버 죄시 대학 대다디 카시유라 고알렘박 차샤위나와 대다사다 카시유라 템바 Quindi 템바 potrebbe 카시유리 템발은 essere 죽버 죄시라고 알아마다 베기 대 마음바는 게노니 먹고 무슨지 요거를 대템발은 죽버 죄시 쓰기요 만 대다디 카시유는 죽고 마도 가사 드니 니먹고 무슨 하여튼 죽는 지금 Cioè, 알았으라비나 probabilmente questo portare gli insegnamenti potrebbe 대기 essere 게노니 sottinteso 알았잖아 portare gli insegnamenti in Kashmir, 군거 공부도 사회 oppure 제야 portarlo 단도 negli 롱업주 주주지 누구 insegnamenti, no? 누구 Farlo 진행의 entrare, 가지기는 accedere 도구로 negli insegnamenti. 차야 다지지 괜찮고 차로 Quindi, 아래서는 데 ecco, 롱업주 sarebbe 주주지 strano 되고 che 대 안지 대시 passassero 야고는 altri 칼라하고 50-60 롱업주 anni 주주 공부 dopo 거네 per 칼라하고 la trasmissione 다는 신기 degli 찌강에지 insegnamenti 가고서나 in Kashmir. 다만 Quindi 초진에다 강에지 가고 potrebbe essere che ci siano 니먹고 quindi 뭔가게 due 탐바 여러분 Madhyantika che hanno trasmesso gli insegnamenti in Kashmir. 니응압게 탐바 Quindi 니먹고 뭔가게 탐바 이 산데스 저으면로 내 말로다 500 대시야 Madhyantika. 디나는 Ecco, 사법도 non è che 아니 faciliti 니먹고 le 뭐 cose che 침세야 돼 venissero ben 다들 방송들이 500 di Madhyantika. No, perché 아제도 500 che abbiamo 로마마데스 ricevuto 다 l'ordinazione poco prima 방송들 che, o 방송디 mentre Ananda 군거 stava passando, 군거지 ecco, ancora più 용기 딱 complicato, no? 방송을 Comunque la 달로마 questione 압제 è 되어라 quando il 내가 Rishi, il 뺐다 롱로 saggio, con 하지 i suoi 500 allievi, 지병업주지 인기로 왔다 ecco, 지병업주지 인기로 마도지기 딱고 deve 장송 aver 베베 avuto già 꽝아디 40 e 장송 50 anni, 드디디 era già 용신도 말아 봐 anzianotto. 그래서 이 용신도 가보 말아 봐 E quindi, 제자다고 롱 군거 그 로마 차베 걸 딱고 롱업 주스이나 단동데 롱업 quindi 주 중주도 mettiamo una 되고요 cinquantina. 딱고 준주듯이 예버세데 가지 위를 팬도 위에나 마도지기 다데 ngaju tunju gono da lo yaha lezo kon ta Il ngone tane buddismo, minde chene kaji yule pe yu ne kaji yule pe gona da ecco, pe come ga dire, se uno ha de 50 ya anni de magari poteva tane chwa recarsi in Kashmir, se fosse già un centenario, muoversi, ta na singi trasferirsi nyang'e fino al me ge lo Kashmir na lo sarebbe la stato kare più yo ta nyang'e me difficilotto a ge quei lo na lo tempi, la no? Comunque nel ngone sakye Parinirvana ge lo de la Sutra, kashmir o yule ya forse samden rube kompa chi yores nga nyang'e le de Ashoka lo Sutra, jam in de ogni chene caso, ge lo ni mo kompa sa il de Buddha yungure predisse che ci de gi sarà un temba de monastero kaji per la yule temba thawa pratica chere di meditazione in de Kashmir e mesa 100 anni Corani dopo il mio kaji yule trapasso ya un temba bhikkhu thawa chiamato chi yores Madhyantika apparirà ada e manterrà gli insegnamenti e li diffonderà nella regione del 저 숨다 Kashmir. 뒤에서 되게 Quindi 말인데 전도 devi 아다 상계 양해들 로 diffonderli 야게 là. 제일 결혼 이만큼 Aveva dato 무슨지 questa 용거를 trasmissione. 중요하디 Quindi 다다 롱친지다 quindi 춤보이 pare 말이야 che questo Madhyantika, apparso 아 100 anni dopo il 야페나니 parinirvana 맞아 del 삼바 Buddha, è 땅땅신다 qualcosa che 땅땅신다 corrisponde 가르쳐 a quello che hai 로 detto nei 체로 집에 punti 와는 제와 다다 로 자세 minori, no? 상계 Quel 양해들 로 testo, 자세하디 l'Untren 안에 Seppa. 로 체가 Ecco, 로 집에 와는 100 anni 셈이나 dopo, no? 다 내로 자송하디 Ma 다 questi 로 집에 체비나 100 anni, 롱업 no? 주다 Anni 차비고 contati come 12 mesi o come 6, 롱업 주 no? 탐에 임be 왕도 Allora 탐이나 sarebbero 50 대 anni. 군거 여기 뭐로도 Se 기르다 sono solo 50 군거 여기 anni, 런에 allora 탐 è 런에 appropriato 탐바 dire che il 기르기 diretto 니모 구모세 discepolo di 저와 대 Ananda, 코라노 한 안에 가지 유리야 quell'ultimo, 페바레슬라비나 근데 sarà 안치 stato lui ad 대 andare in Kashmir, no? Perché 라비나 insomma 지금 aveva 레셔 già la sua 삼바다 지 età 랍도 quando 되게 ha 시야 incontrato Ananda che gli ha dato 다대야 l'ordinazione. 다스 Quindi 네 se fosse 지게 avuto, 그저 랍도 insomma, 데모도사 지지부메 바 데레양 콩로로 quello 디세 che dico, insomma, 가르르 non è 사다다 perché sia facile dirlo, 탄생란에 no? Perché ci sono delle 탄생기 럼이 fonti 나로라 가르송하르사나 da 디신심은 Shansan, 양해를 nella 되게 롱업주 grandi 탐바 집에 raccolte di 걸려야 얘네 informazioni 군거 sugli 로마 자서는 sul 니먹고 버티기 viaggio, sullo 옹박지로 조다 spostamento 나마카바 nelle regioni 데스바디 dell'Ovest, 안데 지와레스 dice 되게 50 anni 나라 dopo che il 상계기 제 Tathagata 롱때는 sarebbe 시행 trapassato, 이 랍도 l'allievo di 나와라 Ananda, 제 l'Arat 가지 유일 chiamato 페바레스 Madhyantika, 그랬어요 che aveva 다디 ottenuto le 나로라 6 샤라 마다 chiaroveggenze e le 8 가라서 porte della 상계 양해들 liberazione, 롱업주 제 sapeva 되게 della profezia del 가자 Buddha e con grande 니먹고 delizia 버리 가지 유일 andò in 페바레스 quella 저와 regione del 다디 Kashmir. 코란 탕选상 Quindi 코란 50 anni 양아유를 dopo il 폐 가지 유일 parinirvana. 페르산 Allora 사서 ci sta. 디게기 미디즈기 딱 공리야 반드시 겸샤고 지래도 와 사서 디게기 미디즈다 미추메서 말아 Quindi pare 디즈기 che 마 sia 시준으로 spiegato 지게서 quello che è 지게서 stato detto. 아 제가 탕생기 lâm yi 나는 손샤바 대다 아니 디띵려야 다른 나한테 야가 신경 Tanshan 나눠야 San, 가르송으로서나 되니 카지 제라도 마와 디즈기 아니 니모 공부디 인지 민지베 템베 때럽 나눠라 샤고 il 라고레스 Karmi, 가르레스나 il 아니 Kashmir era, 나를 유일이야 o nel 아니 Kashmir, si 샤네 considera 폐제는 Madhyantika come 샤네 un 폐제는 patriarca. 제바틀레시라 마게브
perché aveva preservato gli insegnamenti nella zona centrale dell'India. Il nobile Shanakavasin aveva pochi studenti rispetto a lui ed era andato in Kashmir Madhyantika, e in quel tempo Shanakavatin invece aveva preservato gli insegnamenti, quindi è stato l'8º patriarca. Quindi Kashmiri Sarvastivada Great Exposition, quindi il Kashmiri Vaibhashika. Quindi l'anno successivo, 40 anni dopo che era passato Ananda, anche Ajatashatru era passato e il suo figlio di Ajatashatru, chiamato Udayabhadra, aveva preso in mano il regno. E a quel tempo Madhyantika aveva custodito il Dharma nella terra centrale e si era poi recato in Kashmir dopo che per 17 anni aveva mantenuto il Dharma nella terra centrale. Quindi circa 50 anni dopo il Paranirvana, Upagupta era andato in Kashmir. Nei Minor Topics, Luntren Seppa, punti minori, nel capitolo della medicina del Mula Sarvastivada, Madhyantika aveva ordinato Upagupta, che era uno studente di Shrakavatin. Quindi in termini di date erano contemporanei. Nel capitolo delle... Qualcun altro dice che Madhyantika dovrebbero essere stati contemporanei per essersi dati la trasmissione, no? Madhyantika ha ordinato Upagupta, ma questo è in disaccordo con la Sarvastivada degli anziani. Taranatha dice che questa invece è la posizione dei Kashmiri Vaibhashika, quindi chiamati Kashmiri Vaibhashika o Kashmiri Sarvastivada. Quindi i 500 Madhyantika o 500 Arat, come ho detto precedentemente, quando Ananda stava per passare c'era un rishi con 500 allievi, no? Abbiamo detto, che avevano ricevuto l'ordinazione, il Rabjun, e quindi erano chiamati Madhyantika, che vuol dire mezzo, nel mezzo del fiume, nel mezzo della giornata. Una delle domande che uno si può porre, varie questioni che possono essere sollevate, ma come può una persona dare l'ordinazione dal noviziato e anche l'ordinazione completa, sia l'ordinazione da novizio sia quella completa in un solo giorno? Pare che possa essere fatto dare questi, insomma, la mattina gli dai il noviziato e poi gli dai l'ordinazione completa, questo creando dei confini con delle cordicelle. Ma comunque, insomma, sono narrazioni. Quindi la questione è che su un'isola, nel mezzo del fiume Gange, segnando i confini con delle corde, qualcuno afferma questo. Ananda ha dato l'ordinazione a questi oltre 500, miracolosamente in un'ora, pare che invece l'abbia detto, dice Taranatha nella storia del buddismo in India. Quindi non tanto tempo, in un'oretta li ha ordinati tutti, 500. Madhyantika, quindi un'oretta per l'ordinazione dei 500. Quindi ci sono molte persone, così tante persone in così poco tempo, ma come è possibile? No, uno si può porre queste domande. Una seconda domanda che può sorgere
Ma Ananda aveva proprio deciso, preso la sua decisione deliberata di fare questo nel mezzo del fiume Gange, oppure non era pianificata questa cosa? No, è accaduto, come dire, circostanze, no? Quindi se fosse morto nella zona di Vaishali, sarebbe arrivato con le truppe, se nella zona di Magadha sarebbe arrivato quell'altro con le sue truppe. Quindi i due re si sarebbero scontrati se Ananda avesse preso posizione in una parte o dall'altra del fiume. Quindi si è messo in mezzo al fiume per ovviare a questa azione. Quindi ci sarebbe stata una guerra. Ananda non voleva essere condizione, circostanza di una guerra. Quindi la cosa è successa di colpo, circostanza. Quindi come sono venuti a sapere questi 500 allievi con questo Rishi? No, anche perché questo Rishi dice nel Mahaparinirvana Sutra, dice che questo Rishi stava sulle montagne innevate, quindi aveva la chiaroveggenza, aveva anche riconosciuto i segni del terremoto che corrispondeva all'annunciazione del parinirvana di Ananda, quindi venne a sapere, no? E allora, come è arrivato subito ad Ananda? Era sulle montagne, no? Era distante. Eh, in un istante, se hai poteri miracolosi, balzi lì, in un attimo. Poteri miracolosi, cosa ci vuole? Quindi questi 500 allievi, allora il Rishi sì, ma questi 500, Ananda aveva formulato questo desiderio, possano tutti i miei allievi arrivare qua. Dan. Col pensiero, boom, sono apparsi lì, come un'isola nel mezzo del fiume Gange. Probabilmente non avevano dalla loro parte delle chiaroveggenze o poteri miracolosi, ma per il potere di Ananda sono arrivati lì. Quindi il Rishi e gli allievi di Ananda, del Rishi e poi di Ananda, insomma, sono arrivati lì. Ta-dam. Quindi ovviamente quindi insomma questo è qualche cosa su cui si può avere dei dubbi, delle questioni, insomma. La questione, questi 500 Madhyantika. Allora, Shansan è grande registrazione di viaggi nella zona dell'Ovest, 100 anni dopo il Parinirvana, durante il regno di Ashoka, che si chiama tra l'altro Parinirvana, Ashoka, né? Quindi vi erano 500 Arat e in un Sangha di ordinari individui. Al tempo c'era il Bhikkhu Mahadeva che aveva scritto, composto dei trattati sbagliati, errati. E il re, però, aveva preso la sua parte. Vi ricordate Ashoka nella narrazione, no? Che era dalla parte di Mahadeva? I 500 Rat quindi erano stati obbligati ad attraversare il fiume Gange su delle imbarcazioni bucate, no? Per punizione, perché c'era una disputa con Mahadeva, tutta la storia, vi ricordate? Quindi sulla nave bucata, quindi sarebbero affondati, giusto? Affogati, ma nel mezzo cominciarono a volare via verso il Kashmir, mentre la nave andava giù. Quindi il re era stato molto ferito, si era pentito insomma di questa sua scelta e aveva poi mandato i suoi emissari a invitarli indietro, ma gli Arat non avevano accettato. Quindi allora il re Ashoka narra quella storia, no, di Xuanzang,
che aveva fatto costruire 500 monasteri o 500 templi. Quindi questa storia, mi chiedo, se fosse stata presa dal Sarvastivadin, no? L'avevamo preso dai 500 Arat, circa quella, sempre sul Gange, no? Nel mezzo del Gange, una riguarda Mahadeva, quell'altra riguarda gli ultimi discepoli di Ananda, forse sono gli stessi 500 narrati in diversi contesti, con una nuova storia di questi Madhyantika nel mezzo del fiume. Insomma, insomma 500 rishi, 500 pescatori, 500 mercanti, 500, sono sempre 500, comunque insomma, dice 500, 500, sono sempre 500 nel mezzo del fiume. Ma come possono essere sempre lo stesso numero? Quindi, insomma, forse 500 è un modo di dire per dire una pluralità, numerosi, no? A volte i tibetani infatti mettono un numero, 100 sadhu non vuol dire, non sono esattamente 100, centinaia. Molti vuol dire, no? Numerosissimi, centinaia, perché appunto sono molti. Quando non vuol dire esattamente 100, vuol dire tanti. Molte centinaia di persone, non è che li conti, centinaia di persone, così tante. Quindi centinaia, no? Diciamo così, no? Quindi probabilmente è così anche in questo caso, giusto? Altrimenti, a volte le scritture, insomma, con i numeri vanno un po' così. 84.000. 84.000 regine di un certo re, 84.000, ma difficile per il re stare con 84.000 mogli, eh? Non riesci neanche a contarle. 84.000 regine, cioè, no, cioè, avere 84.000 persone in casa. Quindi la cosa principale, che probabilmente 8 re, 8 regine forse aveva, quindi dice troppe. 84.000, cioè insomma, destrezza massima, con grandi qualità, stare al passo, no? 10.000, anche 10.000, tantissimi, anche 8, insomma, comunque impressionante, però per fare per impressionare forse si dice 84.000, un mix di poesia, no? Licenza poetica per sembrare carino, no? Insomma, allora 84.000, per dire. Sono 8, ma sono 84.000. A volte, insomma, succede così, quindi questo è il punto a cui ci lasciamo oggi.